Annabella? Sì, un sogno. Una pelliccia Annabella? Sì, un sogno oggi realtà. Una pelliccia Annabella vi dona classe, fascino, successo. Annabella è solo a Pavia. Annabella, il sogno di tutte le donne. Annabella. Le buone maniere. Ebbene sì, aia! Ebbene sì, hanno lucidato l'aula! Ebbene sì, sono qua! Ah, che successi che stiamo facendo, mica storie! Dei successi travolgenti, ci arrivano centinaia e centinaia di sospiri. Va bene, parleremo per la serie buone maniere di cosa? Come dobbiamo comportarci nel condominio dove viviamo. Noi viviamo in condomini, no? In palazzi. Tutte le ville abbiamo qua, tutte ville unifamiliari, palazzi. Ora, i palazzi di oggi non vengono fatti generalmente dagli architetti, ma da liutai. Liutai, sì. Gli appartamenti sono casse armoniche, fai così, sull'attico, in fondo... C'è una risata di gusto, è sempre mia sorella che fa finta. Dicevo... Dunque, e succedono delle discussioni nei condomini che io qui pregherei di avere più educazione, perché bisogna essere educati anche col proprio vicino. Donna Letizia ci insegna queste cose, che infatti abita sotto i palazzi lei da sola, perché non la vuol vedere nessuno. Donna Letizia, va bene. I più arrabbiati di tutto il palazzo, i più proprio arrabbiati sono sempre quelli del primo piano. Perché? Devono pagare l'ascensore e non lo usano mai. E poi perché hanno tutte le briciole dei piani superiori. Allora hanno questi terrazzini pieni di forchette tovaglie che è difficile restituirgliele all'insù. È difficilissimo buttargli la tovaglia. Poi evitare per cortesia, che è da maleducati, evitare per favore, voi che mi sentite e mi seguite, evitare discussioni sui pianerottoli, ma si sentono delle cose. Tra coinquilini, guardi che pisciatina ha fatto il suo cane davanti al mio zerbino. Allora questa, no, non è il mio cane, la riconosco la pisciatina di Flick, sa? Questo è quel disgraziato di Alano del primo piano che fa queste pisciatine qua. No, l'Alano fa delle cascate, per piacere, le riconosco. Piuttosto mettete dei pannolini ai vostri cagnolini. Te li immagini un bassotto con dei linee snotte che tocca per terra. Va bene, evitiamo. Poi c'è una zona di panico nel palazzo, che è la zona della posta, perché quando passi lì dalla posta e ti vedi magari in un'altra casella che non è la tua una bella rivista, perché quello lì è abbonato. Allora fai finta, rivista cos'è? Cioè proprio si è tentati, perché la rivista è lì mezza fuori, è come se ti dicesse dai prendila, prendimi, sei un impiegato modello, nessuno sospetterà di te. Allora la prendi e non si fanno i dépliant, la pubblicità dei dépliant. Sai che c'è gente che vede la casella, vede dépliant di pubblicità, la mette in un'altra. Allora vedi tutte le caselle vuote, una che straripa, arriva quello lì, chi mi ha scritto la Palmolive? Ma va, disgraziato. Bisogna evitare queste cose. Poi c'è questo dramma, poverino, del portinaio. Questo portinaio non bisogna farlo arrabbiare mettendo biciclette nei portoni. Sapete che ci tengono i portinai a non metterci biciclette, mozziconi, cose, perché il portinaio è il gazzettino del palazzo. Cosa sarebbe un palazzo senza portinaio? Un palazzo senza portinaio sarebbe come l'America senza la CIA, sarebbe proprio un disastro. Aia, e anche per questa volta, per la serie Buone Maniere, io vi ho detto quello che pensavo. Riflettete su questo. Estraiamo da Ugo la bocca della verità, l'ultima massima: lo zerbino del vicino è sempre più verde. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie, ciao. Windmill, una fiamma che hai sempre desiderato. Windmill, oggetti preziosi che completano la tua personalità. Nella linea Windmill trovi il tuo accendino. Sofisticato, classico, sportivo, a partire da 25.000 lire.
desideri accesi. Un vero ristorante giapponese! Togliere le scarpe. Divor Odor, le soffici solette con carbone attivo che deodora e schiuma di lattice che assorbe la traspirazione. Divor Odor funziona davvero. Divor Odor, deodora e assorbe la traspirazione per 3 mesi. Sono bravo in tutto, sono bravo Simac. Arancia, ti spremo tutta arancia. Carota, io ti centrifugo. Ghiaccio, ti riduco una granita. Bravo Simac tutto in uno. Bravo Simac non c'era e Simac l'ha inventato.